come vogliamo affrontare un problema? Vogliamo affrontarlo con le ronde padane che adesso Salvini nega, con le telecamere ovunque e non riuscendo a fermarla, o con l'educazione? Non sono così convinto che l'Europa, mi dispiace, sia del tutto tranquilla, e per assurdo, se ci pensate, anche situazioni che stiamo vivendo nella mancata sicurezza o nella preoccupazione che abbiamo in città sono trasferimenti geopolitici qua, perché il ragazzo che viene da Treviso, che è un kosovaro, e che si è insultato con l'albanese che abita qui, che abita qui, ha preso il treno. L'ha fatto pure Fedez con un influencer come lui. Non serve essere kosovari. A cercarsi per riportare qui probabilmente quelle che sono le tensioni geopolitiche in quell'area. È altro. No? La mia opinione è che purtroppo, come succede fra afghani e pakistani, cioè questa globalizzazione e l'arrivo anche di tanti minori, eccetera, può ricreare qui delle tensioni che sono trasferite, eccetera. Quindi, in sintesi, sono d'accordissimo che gli sforzi dobbiamo fare, ma siccome parliamo anche di Europa, io spero che ci sarà una difesa comune dell'Europa, prima o dopo dovremo arrivarci, non è che mi interessi un riarmo inteso in senso tradizionale, ma l'idea di una difesa comune e soprattutto di una iniziativa comune sulla gestione dei fenomeni migratori, perché altrimenti è chiaro che ci sono situazioni come quella italiana, non solo, ma soprattutto quella italiana, per la sua posizione anche strategica, che rischiano di diventare poi un fenomeno di instabilità per tutti. Quindi, siccome parliamo di Europa, e io sosterrò gli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa è un rischio enorme. Perché a monte, sempre perché le cose vanno studiate prima di portarle avanti fino in fondo, c'è una cessione di sovranità. Cioè, che cosa vogliamo fare? Già dello Stato italiano, stiamo parlando di trasformare la nostra Repubblica in una Repubblica presidenziale senza i contrappesi, perché la legge Salvini e Calderoli per quanto riguarda l'autonomia differenziata è un punto di vista sull'autonomismo che nasce dall'applicazione della legge 142 degli anni 70. L'unica cosa che può cambiare questo Paese è dare un contrappeso al grande sforzo che la Meloni vuole fare per comandare da sola, è il Senato delle Regioni, come il Belgio, come l'Austria, come la Germania, come tutti gli Stati federali.